Come spazi a rubriche nuovi dal mondo. E è in corso in Chieschiedis in Argentina la prima missione post-Covid all'En Friul tal mondo. Prime tappe in la villa di Esquel in Patagonia, dove il presidente Loris Basso all'estate ricevuto i municipi in Tuncul Fugular Furlan, che giusto domani finirà 50 anni di attività. Il sindaco Sergio Ongarato alla data al presidente Basso il riconoscimento di benvenuto ufficiale in città, alla presenza anche di Carlo Senninger, presidente del Fogolar Furlan di Ushuaia, il plui a su dal Mont. Seconda tappa la città di Trevelin, cui il presidente Basso che ha alciato la bandiere furlane denan dal Museo regionale Molino Andes, prima di ricevere il titolo di cittadini illustri di bande dal Sindi Hector Ingram. Dalla riunione i presenza hanno chiantato con emozione l'imni furlan in quintri al domani, insieme col gruppo di ballerins dal Fogolar di Esquel. Ultime di viaggio in Patagonia dedicate alla comunità di El Bolson, al confine col Cile, dove la delegazione dall'Ent è stata ricevuta dal sindaco Bruno Pogliano, sposato con tune femmine di Divignince Furlane. Dopo è stata fatta una visita alla fabbrica di marmeladis di Pomis di proprietà di Mario Mengoli, imprenditore originario di Dimpec. La missione come è prevista le visite al Fogolare di Santa Fe, Paraná, Rosario, Mar del Plata e l'Unione Furlane Castelmonte, par finì di ultim a Buenos Aires, cui festeggiaments pai 95 anni dalla Sociedad Friulana. E proprio in contemporanea con la visita in Argentina dai sorestans dall'En Friul tal mondo, in Friul ieri da ora fa visite una delegazione di Int che fa spar dai Fogolars Furlan che si sono chiatati con il presidente dal Consiglio regionale Piero Mauro Zainin e i consiglieri regionali Elia Miadi e Franco Jacob. Un saluto a tutti i Furlans in patria da parte del Fogolar Furlan di Avellaneda e di Furlans in Argentina. E come chiacchiamo con i due consiglieri regionali di questo progetto che l'ha portato qui in Friuli, tutto il gruppo di argentini, cominciando Elia Miani, è importante vedere se già sta la via, no? In passato. Sicuramente è senza due volte che sono stati in Argentina con quel progetto. Io ringrazio anche le amministrazioni precedenti regionali che hanno portato in avanti e che hanno cominciato quel progetto che dura ormai di 20 anni con la città di Cividad e con il convegno nazionale che viene in questa città e che è studiare in Friuli e studiare veramente i ragazzi dell'Argentina che vengono qua a studiare e anche viene sviluppato un progetto che va in Estres, anzi alla via di loro per un po' di settimane a imparare che sono le nuove e soprattutto forse no, mus di vivi in un altro paese che sono proprio furlans. Io ringrazio soprattutto la regione che sviluppa questo progetto, ma soprattutto ringrazio anche le comunità di Avellaneda e di Sunchales perché veramente ti fa invignare le lacrime a voi quando tu vai là e che hanno veramente una voglia di mantenere queste tradizioni che sono nel nostro Friuli. E è un'emozione anche vedere qua, Beh sì, è sempre bello vedere qui perché noi là e quando là sono tanti anni abbiamo sempre avuto un calore, sempre avuto una gratitudine per quel Friul che portava in là, no? Il Friul delle istituzioni, il Friul che va in avanti, che vive la sua vita, però non si smente, è sempre stato bello vedere come che sono grati dal fatto che capiscono che non si smente di loro e che quindi
lavorano insieme anche per dare opportunità di crescere e di recuperare, di valore, di avere forte continuare la cultura furlane. E alle dut parusgnot, gnovis, al torne, lunis. Buone serate e mandi.